Sì, dopo 13 anni, finalmente è pronto. Oh, Brownie, io sono il Dottor Blake, ma per gli amici Dottor B. E oggi, dopo anni e anni, riavrò la mia vendetta sugli amici rosso e blu. Aspetta un attimo, ma cosa dobbiamo fare? Caro mio amico Foxy, oggi ti sfiderò ad una bella challenge. Aspetta, in che cosa consiste? Praticamente questa challenge consiste in... Che sta succedendo? Perché sta sparando? Oh cavolo, l'allarme in casa. Foxy, che sta succedendo? Non lo so! Ma perché non è mai suonato l'allarme? Spiegami! La sirena! Ma che è sta cosa? Che è sto Ma non si è mai accesa! Le orecchie! È sempre stata qui! Non si è mai accesa! Ok, per fortuna che si è spenta, Foxy. Che cos'è stato e perché quella sirena si è accesa di botto? Di chi è quella sirena? Sì, io non lo so, non si sa chi l'ha messa lì, è sempre stata lì! No, aspetta, spiegami un attimo, è sempre stata lì ma non si sa chi l'ha messa lì! Che cos'è quella cosa? Ah sì, sarà qualche scherzo di un fan. Quindi questa è la famosissima dimora di Crazy Foxy. Quei pancake erano proprio buoni, Foxy, devo E ammetterlo. quello scherzo pure! Ma che immagine è stata Carlotta? Sicuramente sarà stata quella quando la prendo quella vergata. Allora, Foxy, cosa facciamo? Crazy, ma io non ricordo che questo sia nostro. No, questo non è proprio. Puzza! Sì, effettivamente puzza di marcio, di vecchio. Aspetta un attimo, ma. La sirena era. Le nostre tazze! Aspetta, ma questo non era qui, Foxy, me lo ricordo bene! Era. Cavolo, è tutto in disordine! Ma perché è tutto in disordine? Foxy, digli sempre che devi riordinare! Tu devi riordinare! No, tu devi riordinare! Crazy, basta fare scherzi! Mi hanno attaccato! Aspetta un attimo! E se qualcuno fosse entrato in casa? Oh cavolo, ma no dai, è impossibile! Secondo me sei stato tu! Foxy, io te lo posso assicurare, queste qua erano messe così, questo era messo qui e le nostre tazze erano messe qui con questa qui. Ora è tutto ordinato. Chi è che ha disordinato se siamo soli in casa? Ah cavolo, è vero, noi abbiamo mangiato i pancake! Foxy, sei stato tu! No, sei stato tu! C'è qualcuno in casa! Ah! Non c'è nessuno! Sì, pensavo di aver visto qualcuno. Vabbè, dai, comunque sei stato tu! No, sei stato tu! Sei stato tu! Sei stato tu! Ci sono i fantasmi in No, se non casa! è così, amico mio, dai, vedrai che non è successo niente. Ascolta, potrebbe essere qualche scherzo, no? No. Potrebbe essere Carlotta. Vediamo. La poliziotta, sì, si sarà sicuramente vendicata la poliziotta. Smettila! Prima Carlotta, poi l'allarme! Io non ci credo più ai tuoi mini scherzi! Foxy, io ti giuro, te lo posso assicurare, amico mio, sulla nostra amicizia. Non sono stato io, ok? Che sono uno che fa scherzi, che prende un po', insomma, alla leggera, ma non sono stato io. Allora ci sono i fantasmi! Foxy!
Foxy, ho trovato una bella idea! Che idea? Non avere paura! Ci sono io che sono un matto! Sei di me! Ho una bella cosina che fa per te! Cosa? Un piano! Piatto? No, un piano! Ah, un piano. Un piano, sì, un piano. Spiegami questo piano, non lo so suonare. Ma che c'entra, razza di pirla? Un piano, un'idea! un piano. Un piano per capire! Un E piano. adesso ti spiegherò! Allora, Foxy, ti do il benvenuto alla mia lezione! Sì, maestro. Qualcuno è entrato in casa e mettiamo che questo tizio voglia farci qualcosa di male. Di conseguenza è in casa. Vabbè, fino a qui l'hai capito, vero? Quindi ok, la casa vuole farci male, capito? Ma che dici? No, questo tizio vuole entrare in casa nostra, quindi Crazy e Foxy, ok? Quindi noi cosa faremo? Ci nasconderemo in un lato oscuro della casa. Quindi lui entrerà e noi lo cattureremo. Sì, ho capito tutto. Quindi lui entrerà in casa e tu mi catturerai. Lui entrerà in casa e io ti catturerò. No! Lui entrerà in casa e noi lo cattureremo! Ah, ok, ho capito. Quindi lui entrerà in casa e io ti catturerò. È giusto? Ah! Noi lo cattureremo! Noi! Io e te! Hai capito? Aia. Lui si farà vivo chiunque sia e quindi noi saremo pronti a prenderlo. Ora andiamo a nasconderci. Sì, perfetto. Andiamo a nasconderci. Qua sembra non esserci nessuno, giusto Foxy? 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 Giusto? Foxy! Cosa dici che stiamo cercando di catturare quello là? Zitto! Dai, prendi queste cuffie e cerca di sentire. Allora, non si può sei. Oh, cavolo! Senti i rumori! Foxy! Le mie cuffie! Crazy e Foxy! 13 anni a cercarmi! E adesso dove siete, eh? Dove siete? Siete qui? Oppure qui? Dove siete? Ah? Dove siete? Dove siete? Foxy, perché ci sta cercando? Dove siete? Sta distruggendo casa, dove vai? Non scappare! Ok. 13 anni passati e adesso ne scappate? Ma che sono queste cose? Hanno colori! Questa è bella! E questo che cos'è? Il loro questo deve essere il primo che sta! La luce del giallo! Foxy, sei pronto? Sì. Dobbiamo agire molto velocemente. Sì. Al mio 3. Prendiamo questo sacchetto, lo insacchettiamo, lo portiamo e vediamo chi è questo tizio. No, ok, stiamo calmi. Seguimi. Anzi no, devo dire prima il 3. 1. No, 2. Rossi blu, questi indicano che sei Foxy! Questo sì! Foxy, shh, seguimi, dai, non avere paura, andiamo. Ehi tu! Oh, pensate di catturarmi? Io e il mio Brownie siamo invincibili! Prendiamolo! Sì, incoraggiate pure! Prendilo! Foxy! È scomparso! Ma com'è possibile? Come ha fatto? Ma che cavolo? Foxy! Lui è andato di qui! Come ha fatto? Ah, ma che dici? Di sicuro avremmo sognato. È impossibile che passa questa cosa. Foxy, te eri dietro di me! Ti posso assicurare che è andato di qui! L'hai visto pure tu, mannaggia, è scomparso! Questo coso è invisibile, non lo so! Forse ho capito. Se vado veloce posso entrare
tornare! Bene, amico mio, credo in te e buona fortuna. No, vieni anche tu con me. Non aspettavo altro, lo sai. Sono un matto, amo le avventure. Proviamoci. Sei pronto, amico mio? 3. Al mio 3. Al mio 3. 1, 2. Che dolore, Foxy! Mi ha fatto malissimo, ma non doveva funzionare, mannaggia a te! Questa è colpa mia che io credo sempre in te, capito? Ma com'è possibile che non ha funzionato? Ci sono, Foxy! L'unica cosa è che lui era solo e noi eravamo in due, quindi ci deve provare uno di noi due e funzionerà, ne sono abbastanza sicuro. Ci proverò io! Ma che ti ha detto di provarci, mannaggia? Dai, alzati, amico! Su, c'è qualcuno che non sappiamo chi sia, non sappiamo da dove viene e non puoi tirarti giù. Pizza? No. Scopriamo chi è questo qui. Crazy, ho un'idea! Lui aveva un bastone, anche noi abbiamo un bastone! Però ci proverai tu. Ah, tocca sempre a me fare il lavoro. Va bene, ci proverò io. Ok, sono pronto. Al mio 3. 3. Foxy! Crazy, ho un'idea! Il suo bastone era in legno, quindi proviamoci con uno in legno! Come sempre ci proverai tu. Tieni! No! Io questo bastone lo spezzo! Io non riprovo più niente! È assurdo che questo riesce a entrare e io no, ok? Dobbiamo capire questo qui come è riuscito a passare. Sto ispezionando con la lente di ingrandimento per capire com'è possibile che questo riesce a passare da qui. Ho trovato, Foxy! Forse dovremmo chiedere ai poliziotti del quartiere. Non credo, Crazy, mi hanno bloccato! Oh cavoletti, questo è un grave problema. Questa sera ce l'ho fatta, ma l'indomani quando il sole sorgerà ce la farò. Brownie, piccolino, grazie per il tuo sostegno. Adesso è l'ora di riposare. Il dottor Me non ha avuto, la sua gloria, ma l'avrà un'altra volta.